Sanson alleiù a Timne e al buttare il voli a Timne su tune femmine fra gli sfis dei Filisteos. Al torna su e a contà a sopari a somari. O ai tratti il voli a Timne su tune femmine dei fis dei Filisteos. Chiolime allora per femmine. Sopari e somari i diserin. Non dese proprio tenanche une femmine fra li fis dei tiei fradis e in tutto il mio popul, che tu scugnis là ciriti une femmine fra mieci di chist filisteos, che non han anche la circuncisione. Ma Sanson gli rispondea a Sopari, a mi va che lì, e tu has di chiolime. Sopari somari non sapevi che era il Signor che altieseve dut chest, perciatà fu un rimpin contro i filisteos, perché che in che volte i Filisteos attibiavano in Israele. Salson allaiù a Timne e appena arrivata ai vignai di Timne, al viodè un leon zovin che faceva contro i vignanti. Il spirito del Signore al plombà sore di lui e se ben non aveva nulla in man, al sbregà fuori il leon precis che si fa fuori un cavret. Ma però non il contà né a Sopari né a Somari c'è che aveva combinato. Alleiù si fermà lì de femmine e gli plasè. Passato un po' di tempo, Sanson al tornaiù per maridale. Al fasè un gir più all'arc per vio il leon muart e ve che te chiarnasse dal leon agli era un gruppo di asse mil. Inchiappà su te man e per strade in mangià. Tornat di Sopari e di Somari urindè anche a loro, che le mangiarin, ma però non contà che le aveva chiatade su te chiarnasse dal leon. Più in là, Sopari alleiù in chiase de femmine e Sanson al fasè une fieste, che gli chieste l'usance dei fantazzi. Quanche lu vioderin, si algerin 30 compagni che lu tignivin di voli. Allora Sanson urdisè, lasciate che us fas un indovinel, se vuatri so seis boins di splanamal in che si è dis di fieste, us doi 30 piecis di tele fine e 30 vestis di fieste. Ma se non rivai s'adore di indovinà, o ves di dammi vuatris 30 piecis di tele e 30 vestis di fieste. I risponderin, continus l'indovinel, che non ti scoltin. Allora ordisè, di che il calmaglie gli è saltate fuor mangiative e dal fuarte le è saltat fuori il dolce. Ma in 3 dis non arrivavano a splanare l'indovinel. La quarta dì i diserin alla femmina di Sanson. Va a sfreolati tor dal tom, che orevin ad ore a save l'indovinel, se no ti dinfuca ti e alla chiesa di Topari. Non tu svaras mico invidà a sculi par splumanus. Allora la femmina di Sanson scomincià a blecada a prov di lui e a di. Tu non tu puoi sviodimi e non tu mi vuelis ben. Tu has fatto un indovinel ai figli del mio popolo e a me non ti mi vuelis neanche contamal. I rispondè, non gli l'hai splanata a mio pari e a mio mari e ovares di ditala ti? Pardu che si addis che durà la fieste, gli è frignà di un continuo da prov di lui. La settima dì, che l'uveva ingomeat, i contà c'è che voleva di e gli passà le parole dall'indovinella ai figli del suo popolo. La settima dì, prin che gli entraste chiamare nuvicial, gli oms desitati diserin, c'è robeese più dolce dal mil, c'è robeese più fuor dal leon. U rispondè, se non avessi sarat cula me mange, non varessi splanat il mio indovinel. Allora il spirito del Signore al plombà sore di lui, alleiù a Ascalon e in fasè fur 30 di loro, ur portà via dut e al passai vistis de fieste a di chei che avevano savuto l'indovinel. Po dopo, neri di rabbie, al tornate chiase di Sopari. Allora la femmina di Sanson gli ederin al compagno che aveva fatto di copari.